Comincio da da una parola che in questi giorni ho letto in più parti, l'ho letta anche questa mattina, e la parola è felicità. Ora, ribadendo appunto che uno dei temi fondamentali della vita è questa felicità, e ciò è detto in un momento in cui i problemi più gravi che riguardano il nostro tempo sono quelli di carattere climatico, ambientali, il fenomeno migratorio, che sono tre dei grandi temi del nostro tempo. Ora è chiaro che siamo in un mondo nel quale si cerca sempre le soluzioni tecniche, purché queste soluzioni sono concordi con quello che è il sistema, cioè nel senso che il problema deve creare una domanda e che questa domanda deve essere risolta in modo tale, cioè secondo il famoso circuito che noi sappiamo, cioè capitale, mercato, capitale, cioè siamo in una realtà all'interno della quale il meccanismo che funziona è appunto questo. Ed è un aspetto che rispetto a questi problemi noi stiamo vedendo già per quanto riguarda il Covid-19, che già sta prospettando una situazione in questa prospettiva, cioè sta ponendo il problema del Covid in questa prospettiva. È l'interesse generale a mettere in moto un determinato meccanismo, quello che conosciamo, che offre il metodo per affrontare il problema. Cioè la nostra società non conosce un metodo diverso per affrontare i problemi se non quello di un processo più o meno produttivo che coinvolge strutture, intelligenze, persone e che comincia normalmente con il capitale, perché sempre la prima domanda di qualsiasi cosa è cioè, chi ci mette i soldi? Ecco, quindi questo è il meccanismo all'interno delle quali. Però cioè, uno dei fatti che così pone il problema all'interno di questo stesso meccanismo è che una delle questioni che si pone come fatto esiziale, fondamentale, è un aspetto di comportamenti personali, cioè che riporta alla coscienza e che riporta alla responsabilità. Ora, la coscienza e la responsabilità non sono delle professioni. Il punto è questo, e questa è la prima domanda che pongo. Come si formano la coscienza e la responsabilità? Nel momento stesso in cui noi pensiamo alla felicità, dobbiamo necessariamente constatare che tutta l'organizzazione produttiva o il sistema che mette in moto il motore del meccanismo è in realtà l'infelicità. Perché? Perché il punto fondamentale è quello di creare la domanda, cioè il problema della salute viene affrontato dal punto di vista della malattia, cioè dal problema, dal fatto della paura, per cui la soluzione è una soluzione all'infelicità, non è la ricerca della felicità. Sta di fatto che nella società attuale il concetto di felicità coincide abbastanza con quello del successo. E qui c'è da domandarsi, no? Cioè tutto ciò che circonda quelle categorie come la bellezza, come l'onore, la felicità o la concordia, l'educazione, il rispetto, cioè che sono tutte categorie che riguardano sostanzialmente la convivenza, che pure è l'oggetto fondamentale del nostro problema, quale posto occupano. Ecco. Prendiamo la questione di lavoro che si sta ponendo adesso, lavoro e malattia, no? Cioè nel senso si può morire di lavoro di malattia, è un falso problema. Perché è un falso problema? Ma è un falso problema perché è esterno a quelli che lo pongono. Cioè, in ogni caso, la condizione dell'essere lavoratore è una condizione dell'infelicità,
cioè è una condizione problematica dalla quale può uscire. Cioè non è che viene concepito un destino diverso per chi lavora o per chi è ammalato. Cioè per chi decide che a Natale si può andare a sciare, il problema non si pone, perché non è il problema del lavoro, è il problema della finalità del lavoro, è il problema del vantaggio economico, finanziario, che naturalmente non è un problema dei lavoratori, ma è un problema di una società organizzata con questi meccanismi. Noi dobbiamo non soltanto pensare al meno peggio, ma dobbiamo tornare a pensare, a rivolgerci al meglio, cioè a cercare di costruire, diciamo, nei nostri rapporti quello che meglio riusciamo a realizzare, perché questa è la condizione in cui la vita può manifestarsi con la massima pienezza, anche in un momento drammatico come questo. E questa è anche la ragione per la quale noi abbiamo, diciamo, deciso di riproporre questo progetto Arte Città che è Venezia 70, che avevamo pensato per quest'anno e teoricamente dovrebbe essere già finito, praticamente, o finire in questi giorni, ma invece è stato spostato in avanti a causa delle ragioni note che sappiamo del coronavirus, del Covid, eccetera. Questo evento che è accaduto, questo del contagio, della pandemia, è un evento così rilevante, così profondo nella nostra vita, che abbiamo dovuto chiederci di nuovo perché proporre questo progetto che era stato pensato in una situazione diversa da quella di oggi. Allora, le risposte brevemente che io mi sono dato sono queste: per non assiderarci, per non arrenderci, per non isolarci, per ricostruire un baricentro di memoria della città da cui la città possa ripartire, perché per partire, per proiettarsi in avanti si ha bisogno di una base, per far dialogare i linguaggi, per estendere la loro, diciamo, per utilizzare la loro diversa modalità di approccio al reale, per riuscire a cogliere più intensamente la realtà in cui viviamo, grazie al contributo di tutti i linguaggi in dialettica tra di loro, per costruire una rete permanente, possibilmente, di arte città, che abbia un ruolo da protagonista della città, che faccia dell'arte una delle tematiche centrali nella vita della città, sia dal punto di vista culturale, sia dal punto di vista sociale, sia dal punto di vista economico, per cominciare a costruire insieme delle nuove esperienze di relazione sociale e di relazione culturale e in generale umana, che noi dobbiamo poi riuscire a mettere in pratica per costruire la città consapevole, cioè questa è la comunità che io definisco la migliore comunità possibile che noi possiamo costruire. Le ragioni per le quali noi abbiamo deciso di apporre la nostra attenzione di proporre poi alla cittadinanza il tema del rapporto tra arte e città negli anni 70 è perché negli anni 70 Venezia è stata, diciamo, per l'ultima volta città. Dopodiché è cominciato il suo declino, la svendita, la rendita turistica e alla situazione che ci ha portato a oggi, come sappiamo, che mette in luce tutta la, diciamo, l'inanità, la miopia, la follia insita in una scelta monoculturale come quella del turismo, con quale unica fonte, diciamo, di reddito e di ricchezza per il territorio. Adesso il progetto che avevamo elaborato dovrà essere ripensato radicalmente, nel senso che noi dobbiamo trasferirlo online, perché ormai tutto, almeno per un tempo abbastanza lungo, dovremmo continuare a operare in questa modalità. Oggi noi cominciamo questa esperienza, questo evento sarà elaborato e diventerà, diciamo, esso stesso qualcosa che verrà proposto alla cittadinanza in senso più ampio poi più dopo. Successivamente continueremo il progetto, perché il progetto diciamo, è pensato della sua modalità originaria di durata annuale,
lo continueremo, ma naturalmente scoprendo insieme modalità nuove di rapporto e di comunicazione secondo le condizioni inedite in cui oggi ci troviamo. Ho apprezzato fin da subito il vostro progetto di ricerca, di diffusione, disseminazione culturale, perché effettivamente gli anni 70 sono degli anni cruciali anche per la disciplina e l'ambito di studio di cui io mi occupo, non solo a Venezia chiaramente, ma anche a Venezia. E se io dovessi, cosa che cercherò di fare appena ce ne sarà l'occasione, approfondire meglio questi argomenti che non fanno parte, diciamo, delle mie ricerche principali, cioè appunto capire che cosa è successo a Venezia per quel che riguarda il cinema in quegli anni, in quel decennio, certamente guarderei i film realizzati, ma più che i film realizzati probabilmente quello che va meglio indagato, su cui comunque è sempre importante ritornare, sono le occasioni di incontro che il cinema ha prodotto in quegli anni ad essere probabilmente interessanti, senza ombra di dubbio all'interno, diciamo, di un decennio della Mostra del Cinema piuttosto convulso, non c'erano i premi, alcune edizioni sono saltate, sono cambiati i vari direttori, però è stato probabilmente il decennio, diciamo, più strano nella storia della Mostra del Cinema, e quindi quello è sicuramente stato un momento importante, anche perché sono poi nate quelle che adesso si chiamano le giornate degli autori, e tutta una serie di diciamo, attività, diciamo, parafestivaliere, controfestivaliere, che sono senza dubbio importanti. Gli anni 70 probabilmente forse sono l'ultimo grande decennio dei numerosissimi cinema, delle numerosissime sale cinematografiche a Venezia, anche capire come vivevano, che programmazione avevano, quali pubblici attiravano, è senza ombra di dubbio un elemento che secondo me è interessante da studiare non solo per il cinema ma proprio per la vitalità della città. E poi certo c'è anche la questione dei film. Non sono io un esperto di film ambientati a Venezia, c'è l'amico Ellero e molti altri colleghi critici cinematografici nati e cresciuti a Venezia che ne sanno molto più di me, ma forse non è un caso che questo decennio sia stato inaugurato di fatto da Morte a Venezia di Visconti, che è un film che ha segnato anche, diciamo, l'immaginario della nostra città, oltre a un certo immaginario cinematografico, e forse è stato chiuso, anche se poi non è l'80, non nel 79, nel 78, da un altro breve cortometraggio, episodio che si intitola Le vacanze intelligenti di Alberto Sordi, che ha a che fare proprio con la rappresentazione della Biennale e di un certo modo di vivere anche il turismo. Come dire, se dovessi appunto guardare un po' anche alle rappresentazioni, cercherei di tenere insieme l'alto e il basso, dal punto di vista, diciamo, dei generi, ma anche l'alto e il basso da un punto di vista degli anni, cioè che cosa succedeva all'inizio degli anni 70 e che cosa finisce e che cosa succede alla fine degli anni 70. Proprio davanti al conservatorio dove insegno ho potuto ascoltare un concerto di musica contemporanea di un ensemble che si chiamava Ensemble Maderna, formato da eccellenti musicisti professionisti provenienti da vari paesi europei. E questo marchio, diciamo, del nome Maderna mi è particolarmente rimasto impresso, ancor prima di sapere che sarebbe poi arrivato un momento della mia vita in cui io mi sarei dedicata come interprete, come esecutrice allo studio della sua musica. Dal gruppo per Venezia Consapevole, per la verità, io ero stata coinvolta per parlare essenzialmente di Nono, e in particolare degli anni 70, però mi scuserete se io stasera nel mio breve intervento, che in gran parte sarà per i 6 minuti della durata affidato a una mia esecuzione di un pezzo di Maderna, in realtà ho voluto fare così l'ottimista pensando a ulteriori sviluppi di queste attività del gruppo, per cui oggi vorrei che fosse, per quanto riguarda appunto i linguaggi musicali del nostro tempo, come una piccola prima pillola introduttiva, per cui mi riservo di parlare un po' più nel dettaglio di Nono,
facendo questo piccolo passo indietro a quello che è considerato il maestro di Nono, oltre che un grande amico, perché in realtà Bruno Maderna, di cui quest'anno si celebrano i 100 anni dalla nascita, e tra l'altro pochi giorni fa, il 13 novembre, era la ricorrenza della sua precocissima, a 53 anni, scomparsa, il 13 novembre del 73, per cui ho ritenuto invece di parlare un pochino di Maderna, mettendolo poi in relazione a Nono successivamente. Certo, nella Venezia degli anni 70 io non c'ero, ero anche molto giovane, molto così, tra l'altro apprendista flautista alle prime armi, e in più Maderna, essendo morto nel 73, non ha, diciamo, contribuito fattivamente al periodo specifico di questo, chiamiamo decennio come periodo. Però avendo già da qualche tempo, prima della sua scomparsa, cambiato la sua residenza, vivendo in Germania, in particolare a Darmstadt, dove c'era stato questo grande ritrovo di giovani compositori nel dopoguerra, come crocevia dei paesi che si erano affrontati appunto durante le atrocità della guerra, per ricostruire dal punto di vista culturale un progetto comune, per cui Italia, Germania, Francia, essenzialmente attraverso Stockhausen, Boulez e in gran parte proprio italiani, cioè Maderna, Berio e Nono, hanno costituito una punta di diamante dell'avanguardia. Per cui anche da questo punto di vista non vorrei sembrare troppo provocatoria avendo scelto Maderna, però prima di ascoltare il brano e dire una piccolissima presentazione di questo brano, mi faceva piacere riallacciarmi a dei concetti che sono stati espressi quando Marco Borghi ha parlato di memoria e quando Franco Abicolli ha parlato di umanesimo, sottolineare effettivamente l'attualità di un modo di essere intellettuale, in particolare musicista, a tutto tondo come Maderna fu, come compositore, enfant prodige con il violino e poi con la direzione d'orchestra, una vicenda biografica che meriterebbe da parte vostra, se avrete tempo e voglia, di essere conosciuta, perché è veramente molto affascinante. Il Dux di prima che ci ha particolarmente disgustato, in realtà il regime fascista ha sostenuto gli studi di questo giovane talento. Dopodiché Maderna invece ha fatto l'alpino durante il tempo della guerra e ha fatto la resistenza, e quindi ha testimoniato già da molto giovane, diciamo, un rifiuto proprio del fascismo. Al contrario di Nono, che ha avuto fin dall'inizio un'impronta fortissimamente ideologica nelle sue scelte estetiche e compositive, oltre che di impegno, diciamo, Maderna è un po' considerato il Mozart del nostro tempo, perché viceversa ha agito, perché non è che ha lasciato dei proclami, però ha agito secondo un principio della libertà dell'arte, che non doveva sottostare né a giochi di mode, di clan, di partiti, privilegiando invece, vorrei usare le sue stesse parole, cercare proprio, mentre diciamo, è una semplificazione l'adesione a una certa ideologia, dove invece l'arte e la vita sono molto complesse. Quindi contro i luoghi comuni e le schematizzazioni, un compositore deve creare in piena libertà, pur testimoniando con libero stile la propria fantasia, la propria ispirazione, perché pur venendo da un rigorosissimo esercizio della conoscenza delle tecniche polifoniche antiche e dello strutturalismo che si affermava appunto negli anni 50, lui candidamente in tante interviste confessava questa sua aspettare il momento dell'ispirazione. Sarebbe molto interessante parlare dei suoi cosiddetti pezzi mobili come Hyperion, che è quello di cui io vi volevo un po' parlare, che appunto è una serie di pezzi vocali, strumentali, orchestrali con elettronica,
perché Maderna è stato il primo grande compositore a utilizzare le cosiddette diverse dimensioni, dove per prima dimensione si intende quella più tradizionale della musica eseguita da strumenti o voci, la seconda dove c'è invece un'interazione tra o voce, orchestra o solisti con il mezzo elettronico che all'epoca era un nastro magnetico, perché si sta parlando degli anni 50, e la cosiddetta terza dimensione che invece è proprio diffondere nello spazio, concetto carissimo al concetto di musica appunto della prima scuola veneziana, che ha le sue origini con doppio coro di San Marco, quindi con un effetto di stereofonia naturale dato dallo spazio, dato dall'architettura. E questo concetto viene sviluppato appunto dalla cosiddetta seconda scuola veneziana, che con i mezzi della tecnologia ripensa il suono distribuito nello spazio. Siccome adesso appunto rischio di allargarmi troppo, vorrei semplicemente introdurre il brano che ascolteremo, pregandovi di scusare la qualità della ricezione sonora, che ovviamente essendo riprodotta non è anche in questo caso come se fosse possibile farlo in presenza. Il brano si intitola, come potete leggere da questa bellissima presentazione con l'aiuto del figlio di Monica, Cadenza da dimensioni 3. Dove dimensioni 3, ecco, questa parola dimensione è nel linguaggio maderniano, come vi ho spiegato, quasi un codice, una password. All'interno di questa composizione che è per orchestra, che non è in realtà altro che una parte dell'Hyperion. Sarebbe bellissimo approfondire il concetto della scelta di questo eroe, che è il poeta, perché Hyperion incarna il poeta che si ribella contro una società che non accetta la poesia e che con le macchine tende a schiacciare, appiattire qualsiasi tipo di appunto di umanesimo. Quindi è una scelta che non è ideologica secondo il canone classico partitico o appunto ideologico, ma voi capite che ha un messaggio molto molto evidente. All'interno di queste giustapposizioni, sempre variabili ogni sera fra l'altro, di questi pezzi mobili dell'Hyperion, abbiamo dimensioni 3, che era stata estratta, diciamo, come composizione orchestrale a sé stante da questo corpus più grande di Hyperion. Quindi ascoltiamo all'interno di dimensioni questa cadenza per flauto. L'ultima cosa che desidero mettere a vostra conoscenza è che strumenti come il flauto e l'oboe, il canto e il lirismo sono sempre stati gli strumenti prediletti da Maderna, e come prova tangibile questa cadenza per flauto solo dimostra il grandissimo amore, tra l'altro rifacendosi agli aulos greci, che è una parola aulodia, dialodia, grande aulodia, è un'altra importante serie di password nel linguaggio maderniano. Questa grandissima, sentirete, spero sarà colta da questo tipo di trasmissione del suono, di grandissimi contrasti, dai 4P agli F, con squarci lirici molto molto espressivi e delle parti invece molto nervose ed aggressive. Prego Monica.
Approfitto nel salutarvi e rimanere in ascolto dei prossimi interventi, di dirvi che questa registrazione fa parte di un CD di prossima uscita, con tutti i brani che hanno a che fare proprio con Venezia. L'ho intitolato Altre stagioni veneziane, con autori come Maderna, che non ci sono più, fino all'attualità, per esempio di Claudio Ambrosini, che è stato citato anche prima come videoartista, proprio una panoramica di scritture di autori del nostro tempo con Venezia. Sarà un grande piacere per me poterlo presentare anche a tutti voi del gruppo in una, spero, prossima occasione di fare musica dal vero. Grazie. Sono anch'io convinto che gli anni 70 siano stati la prima e ultima fase a Venezia di elaborazione partecipata, questa parola è importantissima per me su questo tema, di gestione, pianificazione, programmazione del territorio. Mai è più successo, né prima, e tanto prima non se ne parla proprio, insomma, ma neanche dopo. Ho provato io a riprendere alla fine degli anni '80, ma in un anno e mezzo è stato possibile solo fare dei risultati di strumenti, ma non di coinvolgimento di tutta la città. E invece credo di poter affermare, perché l'ho vissuta e la conosco benissimo, in tutti gli anni 70 c'è stata, a crescere dal 73 sostanzialmente, un enorme coinvolgimento di tutta la città nel riflettere su se stessa, conoscere se stessa, analizzare i problemi, elaborare le proposte e le decisioni dei piani. Questa cosa è cominciata, si conosce meno perché era interna all'università, con la fase iniziale piena di lavoro e di entusiasmo, messa in piedi da Astengo nel nuovo corso di laurea in urbanistica, il primo in Italia. E per tutto il 73 e il 74 tutti gli studenti del corso di laurea in urbanistica sono stati messi e guidati, Astengo in testa ovviamente, per fare un'analisi di tutte le circoscrizioni, ed erano 15, di tutta la terraferma, costruendo elaborazioni di analisi, ma poi di proposta. E questa cosa avveniva girando la città, parlando con i quartieri, parlando con la gente, conoscendo esattamente i problemi e le situazioni e arrivando a delle proposte, elaborandole e formalizzandole in elaborazioni per tutte le circoscrizioni. Non era mai successo una roba del genere, perché l'università intanto non aveva un corso di laurea in urbanistica, ma meno che meno si spendeva sul territorio in termini di elaborazione culturale, conoscenza, dibattito politico, eccetera. Così direttamente sul territorio non era mai successo prima. Poi è successo che dal 75 al 77, occhio alle date, la nuova giunta di sinistra ha fatto un lavoro incredibile di coinvolgimento di tutti i 31, loro si chiamavano quartieri, adesso sono 6 o 7, ma allora erano 31 quartieri, in cui tutta l'elaborazione non solo dei consiglieri, ma di chiunque nei quartieri, nelle associazioni voleva collaborare, è andato avanti un lavoro per 2 anni enorme su 31 circoscrizioni, da Pellestrina al Cavallino, che allora era comune di Venezia, al nord, a Favaro, a Zerarino, dappertutto c'è stato questo coinvolgimento. Credo ci fossero stati esperienze minori, ma di questo tipo, tentativi da parte loro, ma questo è stato un fatto e i risultati, adesso dico mezza parola, sistematici. Prima era stato la cosiddetta urbanistica partecipata appunto in America, dove l'urbanistica
non era molto, ma il tentativo di dare forma complessiva a un territorio discussa e partecipata era tentata prima in America. Qui l'ha fatta il vice sindaco, questa roba l'ha messa in piedi. Parlo di chi ha messo in moto le scelte politiche, perché sono state coinvolte migliaia di persone con centinaia e centinaia di elaborazioni per tutte le nuove aree e attrezzature pubbliche di tutti i 31 quartieri. Non discuto delle singole scelte, si può parlare anni per uno di questi quartieri, cosa è venuto fuori all'epoca, ma ci sono 2 volumi votati. Ogni quartiere che aveva coinvolto trasversalmente tutte le forze politiche, tutte le associazioni che volevano collaborare, tutti i cittadini attivi di singoli quartieri, hanno prodotto e formalizzato le proposte finali e sono usciti 2 volumi che ci sono, complessissimi, mi pare centinaia e centinaia di pagine, stampati formalmente, andati in tutta la città. È stata, io credo, la prima traduzione istituzionale della programmazione urbanistica partecipata per gli interessi pubblici di aree, di attrezzature, di servizi programmate con le priorità di intervento. Non c'è mai stata un'altra città in tutta Italia che abbia fatto una cosa del genere, e guidata e portata in fondo perché le pubblicazioni sono lì e sono state votate tutte, non sono le proposte di qualcuno, sono votate a maggioranza, ma quasi sempre all'unanimità. E già all'epoca venivano in parte, per esempio in terraferma, stese da una di quelle associazioni che erano nate in quegli anni, come Urbanistica Democratica. Sono gli anni in cui erano nati i giuristi democratici, insomma ci sono 5-6 di queste associazioni per i giornalisti, per i giuristi, per gli avvocati, per l'urbanistica, anche quella con strumenti di informazione interna. Urbanistica Democratica era in tutte queste quartieri quella che in gran parte dava poi veste, scriveva, metteva ordine, dava tavole, eccetera, a servizio del quartiere, che poi alla fine prendeva le decisioni finali. E ecco, allora io credo di sapere che questa esperienza è straordinaria, ha coinvolto tantissima gente e mai in Italia ce n'è stata una simile. Questa cosa che è stata stampata nel 77 nel primo volume, e poi il secondo volume è arrivato qualche mese dopo, il tempo di ritoccare le osservazioni, le controdeduzioni, gli aspetti più procedurali della faccenda, ha avuto poi un seguito, anche questo ben incardinato nella gestione della città, perché il nuovo piano dei servizi, che rispetto al precedente sembra un altro mondo, è ridicolo quello che c'era stato fatto all'epoca delle giunte della Democrazia Cristiana iniziali. Questo è il nuovo piano di servizi che è uscito come trasformazione specificamente non più solo territoriale, sociale, economica, politica, ma precise pianificazioni giuridiche, tecniche, cioè portate in regione. Quindi dal 79 tutte le più grandi battaglie che ancora adesso sono sul tavolo, è tragico dirlo, ma è così, perché il parco a sud della stazione di Mestre è ancora lì che aspetta. Il parco di Alsobello ha perso metà delle aree, il parco di Altobello, con migliaia e migliaia, credo 2 o 3 mila, di firme di cittadini, perché tutto il Corso del Popolo non aveva un'area verde e i palazzi sono alti 9, 10, 12 piani, con delle densità pazzesche messe dalle giunte precedenti. Per cui mancavano tutte le aree pubbliche e queste cose sono state messe nel piano dei servizi del 79
formalizzate, votate, approvate dal Consiglio Comunale, e ci hanno messo anni e anni e anni perché alcune siano state approvate a pezzi, a fasi dalla Regione. Vi ricordo che tutto aveva un ambito di controllo rigido, antitetico, perché erano giunte di sinistra controllate da giunte di destra. Nonostante tutto, a fasi sono andate in porto le approvazioni, ma tra le approvazioni dei piani, sto parlando del nuovo piano di servizi che ha portato tutto questo ciclo in fondo, stiamo parlando del 79, in regione, ancora qua siamo per molte, le ho citate 3 adesso al volo, ma moltissime di queste cose ancora oggi la città le sta aspettando, le sta chiedendo, le sta protestando perché non le ha, perché è ancora là che aspetta e c'è l'erbetta, non un parco c'è, perché l'erbetta è cresciuta comunque sul territorio. Siamo nel 79, vi dico solo la conclusione, però questa cosa dal 73, io l'ho datata al 73 perché per me è cominciato all'università ed era quel discorso che mi pare Alberto prima diceva, la produzione culturale che c'era. Allora è cominciato all'università, ma poi è diventato carne della città. Allora, arrivato al 79, c'è stato un momento di confronto istituzionale pesante, lo voglio dire perché è importante. La giunta di sinistra ha prodotto il piano comprensoriale e ha prodotto un progetto mestre in cui tutti quelli che poi, nati nel 77 a proposito delle associazioni, con urbanistica democratica e avendo fondato il corso sperimentale del Massari dal 77 all'82, sono 5 anni di lavoro di tutti i corsi dal biennio al triennio, vi segnalo che per la prima volta in un corso della scuola secondaria erano state inserite le discipline come l'ambiente e come l'urbanistica come corsi interi, non qualche lezione, corsi interi nelle scuole sperimentali che poi, devo dire con tristezza, proprio un ministro che portava il cognome di Berlinguer ha distrutto, perché tutta una generazione di più impegnati, lo so sicuro di quello che dico, più impegnate decine di insegnanti in tutte le scuole medie superiori, in particolare la sperimentale del Massari, ma anche la sperimentale della Stefanini, avevano costruito programmi di altissimo livello culturale, hanno prodotto anche nella scuola con mostre pubbliche nell'82, tutte messe fuori in piazza Ferretto al centro civico di allora, con discussione con tutta la città, e c'è stato purtroppo un grande periodo di fatica perché purtroppo, secondo me ovviamente purtroppo, la sinistra si è innamorata l'idea di fare un mega nuovo quartiere che si chiamava Peppone di 15.000 abitanti, e per far passare questa cosa ci abbiamo messo anni, perché noi lavoravamo a valorizzare i quartieri, a valorizzare i cuori dei quartieri storici, i cuori che stavano diventando parcheggi come a Favaro, come a Marghera, come a Carpenedo, dico cose concretissime che adesso non c'è tempo neanche di esemplificare. Alla fine queste cose io le ho messe nel 89-90 nel piano di quell'anno e mezzo della Giunta Rossoverde, ma queste cose erano già state tutte progettate dentro il Massari, e come era stato con Gastengo con l'università, dai corsi sperimentali di urbanistica erano andate in città e ai quartieri e ci hanno messo anni per affermarsi. Anche quando però le ho approvate io, non è che sono andate molto avanti, perché siamo ancora oggi a litigare. Queste cose sono ancora lì e sono il meglio, per quel che ne so io, di tutto quello che si poteva produrre con la città. Non erano due o tre studiosi o professori, era la città che ha lavorato un anno. Parzialmente siamo riusciti prima un po' sul piano dei servizi, poi nella giunta rossoverde, a trasformarle in piani, ma ancora oggi siamo qua. Quel tipo di cultura partecipata, progettuale,
che io sappia non esiste più, anzi oggi approvano i piani in consiglio comunale che non leggono neppure, so benissimo quello che dico, li votano a scatola chiusa, li conosce il nuovo assessore geometra di Brugnaro e sono ogni volta pubblicamente dichiarati per fare soldi e fare investimenti e incassi. Quindi è un'altra era. Non voglio essere un nostalgico, però se vogliamo discutere degli anni 70, quelle cose non sono 1000 volte lontane da quello che sta succedendo in questo periodo. Proprio 50 anni fa, non a Venezia ma a Milano, in Piazza del Duomo, gli operai della Pirelli, in sciopero, molto arrabbiato, si arrampicano sul monumento di Vittorio Emanuele, che era stato da poche ore impacchettato da Christo, uno dei grandi artisti, diciamo, della land art, dell'arte in dissolvimento. Cioè è una testimonianza di questo piccolo episodio significativo di come da una parte la fabbrica e dall'altra il museo d'arte aprono le porte, cioè abbiamo in entrambi i casi un incontro sul tema dell'uscita da due istituzioni, quella estetica, artistica, col museo, il quadro alla parete, dall'altra la fabbrica con gli operai dentro che producono, entrambi spalancano le porte e si incontrano. Lo stesso anno del 70, 50 anni fa, non più Milano ma Roma, abbiamo una specie di parcheggio a Villa Borghese che viene attivato da un grande critico che allestisce performance artistiche come Achille Bonitoliva, trasformato in una sorta di museo aperto con inserimenti di musicisti come il grande Philip Glass e una grande dance performance come Trisha Brown, e diventa una sorta di biennale in mezzo alle automobili. Pensate che nella stessa Roma un altro garage viene trasformato in una galleria e in questa galleria, la galleria Sargentini, Cunellis espone cavalli vivi, veri, e De Dominis, che prima Stefano citava, espone il suo Arte Zoo con un leone vivo. Nel 85, quindi 15 anni dopo, siamo oltre gli anni 70, ma questo processo si ripresenta quando al Sant'Arcangelo, un festival teatrale, una delle compagnie più hard e più anti come i magazzini criminali trasportano una macelleria in diretta che fa assistere al pubblico in sala terrorizzato, indignato, alla macellazione di un cavallo vivo che viene fatto a pezzi. Ma lì stanno facendo il loro lavoro i macellai e questo lavoro viene trasformato in un evento artistico. Una delle forse delle fonti è Londra 66, quando il grande regista Peter Brook con US, che vuol dire United States, Stati Uniti, ma anche noi, fa un film documentario sul Vietnam con tutte le immagini dei bombardamenti, con i bambini, eccetera, col pubblico che guarda immobile. Poi un attore viene in primo piano, prende una farfalla viva e la uccide, suscitando indignazione e furore nel pubblico. Che cosa significano questi eventi, questi piccoli episodi? Significano in qualche modo che lo spazio fuori viene privilegiato rispetto allo spazio all'interno e abbiamo una specie di ipernaturalismo, cioè cade la simulazione artistica e il vissuto viene in primo piano. È un libro importante che io ogni tanto utilizzo e cito, è un libro di un teorico tedesco dell'arte, un filosofo artista, che è Luhmann, che nel suo testo, che è il Post-Dramatic Theatre, cito la versione del 2007 in inglese, parla proprio del postmodernismo nelle arti, in cui cade la narrazione progressiva, coerente, cade la divisione tra le arti, per cui in qualche modo tutte le arti tendono a teatralizzarsi e viceversa il teatro diventa una sorta di museo ospitante che al suo interno inserisce appunto arte concettuale, video art, TV, cinema e insieme trionfa
il non finito, trionfa il frammentismo. L'altro episodio, e poi passo alla brevissima performance, è nel 74. E qui proprio veniamo a Venezia, veniamo alla Biennale, e abbiamo questo episodio inquietante, interessante, commovente e patetico, quando un grande letterato, un grande scrittore come Giorgio Manganelli porta al petrolchimico di Marghera, quindi al mondo operaio, un suo testo teatrale raffinatissimo e difficilissimo, che era un adattamento dall'Otello di Shakespeare e che era in qualche modo Cassio governa Cipro, che era tutto un gioco di pastiche metateatrali, metaletterari, con personaggi che andavano e venivano e con battute del tipo pipistrello di sperma, rettile genitale, verme di membro. E naturalmente l'effetto fu disastroso, perché naturalmente questo spettacolo, che era stato concepito per Carmelo Bene, quindi perfettamente sintonizzato in una couche di teatro sperimentale, di ricerca, portato alla classe operaia, ha creato soltanto un gap ulteriore. Qual era in qualche modo la fonte ideologica? La fonte ideologica era in qualche modo del giovane Lukács o l'Adorno delle sue teorie sulla dialettica dell'illuminismo, cioè dall'incontro virtuale tra l'avanguardia estetica e l'avanguardia sociale. Cioè il mondo operaio doveva in qualche modo incontrarsi con l'ultimo lap delle arti, in questo caso le neoavanguardie. Allora, io invece quello che risalvo di tutte queste grandi magie della primavera, il 68 come primavera dello spirito, la giovinezza al potere, la fantasia, l'utopia, il diritto, eccetera, sono due gesti piccoli, due gesti minori che sono oggi, in tempo di pandemia e di cultura a distanza, recuperabili. E io chiamo questi due gesti, sono accomunati intorno alla figura della dislocazione, dello spostamento. Da una parte appunto la cosiddetta street art, in questo caso il teatro di strada, e cito Brecht. Brecht nel 30, nella Germania di Weimar, che non sa che fra qualche anno vinceranno i fascisti, vincerà la destra nazista, le camicie brunate, ed è ancora convinto che l'utopia possa affermarsi, scrive un testo non teatrale, ma una specie di manifesto, in cui dice che gli attori professionisti dovrebbero andare sulla strada, non solo per fare teatro di intervento, ma a studiare quel teatro inconsapevole e involontario che fanno i cittadini comuni mentre, non so, vendono un giornale, mentre vendono le patate al mercato, mentre raccontano un episodio tipo un incidente stradale, e comincia così questa specie di manifesto 1930. Voi artisti che fate del teatro in grandi edifici, sotto soli di luce artificiale, di fronte alla folla silenziosa, cercate ogni tanto anche il teatro che si svolge sulla strada. E a un certo punto, non ho il tempo di leggere tutte le battute, ma è un testo molto interessante e anche commovente, descrive un teatro al chiuso, dove stanno facendo un relire, un grande attore professionista, quello che nelle quinte avviene, cioè col grande attore che fra poco uscirà a incantare la folla, che è in mutande, che sta in qualche modo mangiandosi un panino, e sono i macchinisti che lo vedono nel privato come corpo fisiologico, prima della trance, no? E finisce questo manifesto dicendo appunto che, ma per intenderci, anche quando migliorate quello che fa l'uomo all'angolo di strada, si rivolge agli attori professionisti, voi fate meno di lui se il teatro che fate è meno significativo, ha motivi più futili, incide di meno sulla vita degli spettatori ed è meno utile. Qui è chiaro, la dislocazione riguarda oggi quel teatro che si fa fuori, negli spazi alternativi, negli spazi poveri, nelle istituzioni chiuse, nelle carceri, nei quartieri, negli ospedali. L'altro, e chiudo il mio intervento, invece è un altro piccolo gesto di quegli anni, cioè il recupero del dialetto, ma non con un senso di
fondamentalismo localistico, di sovranismo regionale, che sono atteggiamenti in tempo di omologazione e di mercato mondiale patetici e destinati alla sconfitta. Invece come un recupero espressionistico, il dialetto come lingua sanscrita, come lingua, Zanzotto in quegli anni lo chiamava il petel, la lingua fisiologica del bambino che logicamente prende il latte dalla madre, la lingua di terra e di fango, no? E recupero un grande poeta trevigiano che in qualche modo prende lo spunto da El Can, e negli anni proprio 46-60, nelle Parole matte, Ernesto Calzavara mette in scena un barbone, una specie di uomo solo e vecchio. Pensate agli uomini soli e vecchi di questi giorni, che magari stanno spegnendo in ospedale dentro gli scafandri ronzanti, no? L'atroce solitudine dell'agonia di un vecchio. E viene paragonato a un cane, perché si rivolge a un cane bastardo e in dialetto fa una specie di nenia, una cantilena, che sembra quasi portare il dialetto ai livelli di Beckett, cioè un lirismo deprimente, non euforico, ma di grande efficacia. Leggo e chiudo. Ecco qua. Sono tornato nella mia camera vecchia a copar i mussati sui muri con la savata ogni sera. Sono tanto stufo, can. Non me ne posso più destrussiar. Ti come mi. Eppur te speri, te vivi, e la tua anima va drio, le tue gambe da canton a canton sulla strada ogni dì. Can. Pien de pulsi, de forza, de fame. Can tutto curame. Can grando, can serio, can mai contento, can pien de tormento, can de sparà, can superbo e curioso, can capricioso, can con le cagne ogni tanto, can bon, can savaton, can moscador, pien de farfalla in testa, can de festa e da lavoro, can senza partio, can finio, can de cuor, can casador, can foresto ma de sesto, can che dorme, rustego, can maton, sempre desbrindoion, can povero signor, tutto il dì a cercar quel che non te può trovar, can drito, sceto, de drento e de ora, can della malora, tutto can, vien qua, dammi la sata, can, e poi scampa, se no te batto, mi me batto, frusta via, can, grazie. Questo progetto multiforme e prezioso, che ci viene ostacolato dalle contingenze, prenderà certamente forma prima o poi, soprattutto grazie alla volontà creativa degli ideatori. In questi giorni, saprete, al Torino Film Festival saranno protagoniste le immagini degli anni 60 e 70. L'Italia diventava in quegli anni tappa obbligata nel circuito artistico internazionale. E Venezia, come molti di noi sanno, è stata uno dei luoghi più densi di fermento creativo e politico. Per questa nostra iniziativa, che porta alla luce multiformi potenzialità di Venezia, abbiamo a disposizione 2 archivi di straordinaria unicità nel campo della fotografia artistica e del reportage. Si tratta dello storico e mitico, posso dirlo tranquillamente, archivio del Circolo Fotografico La Gondola, fondato nel 1947 da Paolo Monti, che si caratterizza in tutta l'Europa per uno stile chiamato l'École de Venise ed ha raccolto in sé grandi talenti come Berengo Gardin, Beppe Bruno, Elio Ciol. Adesso non sto a dirvi naturalmente tutti i nomi dei grandissimi che ne hanno fatto parte. Piero Carlon, nato nel 1926 e una delle colonne della Gondola, attingeva alle arti contigue la fotografia come il cinema e la pittura, e infatti la sua ritrattistica ha soggetti rappresentati dai più grandi artisti presenti nelle varie edizioni della Biennale, e ritratti, cosa
particolarmente interessante davanti alle loro opere e per questo mi è sembrato irrinunciabile. L'altro archivio cui attingeremo è Camera Foto Epoche, che vanta decine di migliaia di negativi dal 47 all'80. Camera Foto è un'agenzia fondata nel 1947 che nel corso degli anni diventa corrispondente dell'Associated Press e collabora con Gente, con il Corriere della Sera e con altre testate importanti, mentre le vengono assegnati importanti incarichi per la Biennale di Venezia. Fino ad ora ho identificato negativi che riguardano le giornate del cinema italiano, che sono avvenute nell'anno della contestazione della Mostra del Cinema, con foto innumerevoli di Pasolini, Bertolucci, Citto Maselli, Gregoretti, Pontecorvo, Ugo Pirro, Florinda Bolcan, tutti in Campo Santa Margherita, luogo dove avvenivano anche le proiezioni. Poi Emilio Vedova nel suo studio, la straordinaria installazione del Teatro del Mondo di Aldo Rossi, realizzato, ve lo ricorderete, in tubi di acciaio rivestiti con un tavolato in legno appoggiato su una chiatta galleggiante. Poi la rappresentazione di Apocalipsis Configuris diretta da Jerzy Grotowski nell'isola di San Giacomo in Paludo. Tanti artisti, tra cui Gregorio Schiltian, questo è molto divertente, che trasloca le proprie opere facendole uscire dalle finestre della casa di Tre Orci. Insomma, poi il ritorno del carnevale spontaneo in città e molto altro ancora. Ci auguriamo di trovare degli spazi adeguati per ospitare queste immagini assolutamente rappresentative di quegli anni, posso dire, veramente densissimi di fermenti. Grazie e buon lavoro a tutti. La cornice generale è quella di un decennio segnato da una clamorosa schizofrenia. Di questo ha scritto con molta acutezza Giovanni Moro, il figlio di Aldo Moro, nel suo libretto per Einaudi anni 70, intitolato proprio anni 70. Cioè, da una parte anni di piombo, da Piazza Fontana al caso Moro 128 morti, 128 uccisi, dall'altra le grandi riforme. La legge sul divorzio del 70 con referendum vinto nel 74 per non abrogarla, un poderoso sviluppo del femminismo, della donna, della consapevolezza della donna, il sindacato, scioperi nuovi, completamente nuovi, la grande migrazione era già accaduta e accadevano questi scioperi dal basso, consigli di fabbrica, questo grande fenomeno di un sindacalismo nuovo. L'aborto, la legge 180, la legge 180 del 78, drammaticamente intersecata proprio con le date, con la vicenda di Aldo Moro. Già tutte queste cose a Venezia hanno avuto ampi risvolti. La reazione alla vicenda Moro è stata straordinaria nella città e nella città d'Acqua, nella terraferma, uno sciopero generale immediato. La vicenda Basaglia ha coinvolto molti intellettuali veneziani, lui era veneziano, e anche molti giovani. Il decennio 70 è un decennio il contrario di quel riflusso con cui viene qualche volta dipinto. Io vi propongo questa idea che lungi dall'essere una fase di riflusso sia al contrario una fase di maturazione e di raccolto, terremoto sociale, antropologico avvenuto nel decennio precedente, e naturalmente questa maturazione, questo raccolto porta con sé tensioni che diventano discussioni, che diventano confronti, che diventano
battaglie di idee. Io anche avevo preparato, poi qualcuno ne ha già parlato, questa vicenda di questo ragazzo Down, esposto nel 72, e mi aveva interessato proprio per questo confronto di idee che diventa battaglia, perché non ho tempo adesso di leggervelo, ma vi consiglio vivamente di andare a rivedere lo scambio di lettere nei giornali. È durata per molto tempo una vera lotta tra la neoavanguardia, il gruppo 60, diciamo, e Pierpaolo Pasolini. Pierpaolo Pasolini, con una durezza terrificante, dice: la grande rivoluzione interna del capitalismo iniziata nei primi anni 60, in cui la civiltà borghese si rinnovava progettando una specie di palingenesi, aveva trovato finalmente i suoi servi, parla della neoavanguardia, al solito sciocchi e teppisti nei letterati della neoavanguardia. Questo era il tono e questo era la tensione di quel decennio. Venezia naturalmente non si sottrae a questa schizofrenia, per niente. Forse la singolarità di Venezia è che la schizofrenia tra posizioni così diverse, tra grandi tragedie e grandi avanzamenti, ha anche una corrispondenza di sequenza, è un quinquennio A e un quinquennio B. Il quinquennio A è il quinquennio della legge speciale e della vittoria della costruzione della terza zona industriale. Due cose che chi ha vissuto, appunto, ahimè, io sono testimone diretto di questa vicenda, che li ha vissuti sa quanto sono state complicate, quanto sono state veramente anche laceranti di amicizie, con un tono che era diventato un tono feroce. La legge speciale, l'altra cosa che volevo proporvi, ma non c'è tempo, ma leggetevela, se non l'avete ancora letta, leggetevi una legge speciale, una legge contro Venezia di Dorigo. E anche lì troverete il riscontro di questa tensione, di questa energia nel affermare le proprie idee. Quindi una fase, diciamo così, a dir bene moderata, con la legge speciale del 73 e la terza zona industriale del 75, mentre dal 66 in poi era cominciato questo esodo veramente drammatico, e dall'altra la vittoria della sinistra nel 75, la vittoria travolgente in tutta Italia. Degli 8.200 comuni che allora avevamo in Italia, ci fu una svolta così radicale che largamente la maggioranza finì governata dalla sinistra, con tanti elementi che questa vittoria della sinistra porta con sé, ma anche una svolta a Venezia sulla gestione urbanistica. Stefano Boato, che vedo ancora presente, si ricorderà bene l'assessorato Salzano, il dibattito sui piani particolareggiati, insomma come applichiamo questa legge speciale che è già così fetente e la manipoliamo per farla diventare utile nei piani particolareggiati. Lì si apre una grande discussione, mentre, diciamo, nel sottofondo, quindi il grande dramma della città, mentre, ecco la schizofrenia, mentre c'è una biennale ad alta tensione, Venezia diventa una delle capitali europee della solidarietà verso il Cile, verso la Spagna, verso il Portogallo, diventa il luogo unico in Europa nel quale si discute del dissenso dell'Est, con un convegno che dura un mese e ogni giorno relatori di assoluto livello internazionale. Questa iniziativa del 77 di Carlo Ripa di Meana sul dissenso dell'Est è un episodio che da un punto di vista della storia della cultura italiana dovrebbe trovare un suo specifico capitolo. Una grande battaglia di idee che si riverbera nei giornali sulla vicenda urbanistica, con interventi di Benevolo, con anche questi li avevo
portati un numero monografico doppio preziosissimo di urbanistica, con tutta la querela sui piani regolatori, con un rapporto sulla pianificazione urbana fatta dall'UNESCO, per l'UNESCO, da Benevolo Cervellati e Giovane D'Agostino, che poi diventerà qualche anno dopo assessore all'urbanistica. Dunque questa visione, diciamo, di una duplice vicenda del decennio che ha a Venezia tutti questi riscontri. E quindi concluderei anch'io proponendo qualcosa, non una mostra naturalmente, ma qualche cosa che ci permetta ancora di studiare e di capire meglio quel gruppo di anni e di tensioni e di trasformazioni che sta tra il 68, studiatissimo e amatissimo, e poi la deriva craxiana, studiatissima e amatissima, ma là dentro c'è questo decennio 70 straordinariamente ricco. Grazie. Allora, io volevo fare una riflessione, siccome non si parla mai di architettura, ormai non è più compresa nelle arti, non si sa più cosa sia, si è un po' perso. E io sono un architetto e soffro di questa mia condizione in questo momento, perché il mio lavoro è diventato, questo che vi mostro adesso, burocrazia tantissima, gattoloni, problemi statici, dissesti di edifici, eccetera. Chi può fare qualcosa di diverso a Venezia non è che se la passa meglio, diciamo che questo non è che si possa dire uno dei capolavori dei contemporanei, cioè è veramente avvilente questa costruzione. È anche stato un allievo, è uno che ha lavorato per tantissimi anni dei progettisti con Renzo Piano, però questo gli hanno lasciato fare, quindi è una condizione, quella dell'architetto, che è un po' frustrante. Ho cercato di fare questo viaggio nella memoria, e io ero piccolina negli anni 70, piccola o un'adolescente spensierata, non molto impegnata, e sono entrata nell'82 allo UAV, ho iniziato i miei studi, e non è... l'aspetto dei Tolentini era questo, non c'erano le scritte, perché questa mi pare che sia dell'occupazione del 68. Comunque c'era scritto Forte Apache ed era molto divertente. È stato un periodo per me molto denso, ho imparato un sacco di cose, sono stata bene. E ho avuto dei maestri, diciamo. Carlo Scarpa non insegnava più, però ho avuto l'occasione di frequentare corsi tenuti dai cosiddetti scarpiani, che erano serissimi. Quando dicono che invece Scarpa era una persona molto allegra, questi erano molto seri e portavano avanti la dottrina del maestro in maniera rigidissima. Perché non vi parlo solo di Scarpa? La carrellata che voglio fare interessa 4 architetti di quell'epoca, perché almeno 3 di questi si sono distinti per il loro impegno, diciamo, sia dal punto di vista sociale che professionale. E ognuno ha fatto una ricerca e ha avuto un impegno diverso. Scarpa è riuscito a fare una scuola, amava molto insegnare, ed è riuscito, eccolo qua, è riuscito anche a insegnare un metodo, a insegnare ad avere l'attenzione per il dettaglio, a non lasciar perdere nulla quando si progetta. Questo è un disegno di Scarpa della Querini Storto, del giardino, mi pare. Qual è stata la sua grande capacità? Quella di trasformare i luoghi veneziani. Lui entrava nel DNA dei luoghi e lo trasformava completamente. Passo con delle immagini. Nulla era lasciato per lui al caso. Infatti questa, che è uno dei pavimenti famosi, mi pare che sia sempre la Querini, il caos è mediato è raggiunto, questa sensazione di disordine è raggiunta con un ordine matematico ben preciso. Un altro, secondo me, protagonista di quell'epoca
che non ha molto influito sulla mia formazione, ma che considero una personalità importante, purtroppo è morto. Mi pare, non so se quest'anno o l'anno scorso, è Gregotti, che nel 75, questo è un disegno di Gregotti, come disegnava Gregotti, ed è, lui era concettuale e diciamo forse il più vicino all'arte concettuale, come di tutti gli architetti di quell'epoca, e aveva fatto questo progetto di campus, poi realizzato in parte, di l'Università della Calabria, mi pare, che è lungo 1 chilometro. Capite che dal punto di vista pratico forse è un po' carente, però lui voleva lasciare questo segno, l'università, la cultura che segnava il territorio, però con i limiti poi dell'utilizzo. Questa è l'Università della Calabria. E Gregotti fa nel 75, gli dicono di organizzare la prima biennale di architettura e lui si interessa della città, perché Venezia era un po' il centro degli interessi degli artisti, degli architetti, delle persone che, mentre adesso nelle biennali si parla di tutto fuorché di Venezia o quasi, oppure in maniera molto... sì, molto limitata. Lui parla propone come tema a 15 artisti, 14 non mi ricordo, questo tema del Mulino Stucchi, cosa farne. 45 anni dopo vediamo cosa ne è stato fatto del Mulino Stucchi, nonostante l'impegno della prima biennale di architettura. E questa è, diciamo, il limite dell'architettura concettuale applicata a Venezia. Risulta un po' fredda, non riesce, secondo me. Un altro che invece ha influito molto sulla mia formazione è Renzo Piano, che nell'80, siamo già un po' fuori, però i laboratori li aveva già fatti prima, fa un laboratorio a Burano, dove fa una specie di piano particolareggiato per poter costruire a Burano un laboratorio su un possibile piano, dove coinvolge i consigli di quartiere, coinvolge la popolazione, coinvolge qualsiasi artigiano, coinvolge le imprese, tutto per capire e spiegare, cioè formazione culturale. Un po' diciamo, chi partecipa al laboratorio acquisisce delle competenze, delle nozioni, su come si costruisce a Venezia, e un po' gli si aiuta a capire come non buttare via tutto questo patrimonio culturale del costruito. E questo è un disegno di Renzo Piano, per capire anche la differenza. Lui mette in primo piano l'idea, mentre il disegno di Scarpa era molto denso, perché andava a vedere ogni dettaglio già da subito. Ecco, Piano riesce a fare questo, che a Parigi, che è dove crea una bellissima piazza, è un posto dove a me piace sempre, quando è possibile andarmi a sedere e stare, più che all'interno, all'esterno, non so perché. L'ultimo di cui voglio parlare è Aldo Rossi, che secondo me arriva a un punto in cui si mette in crisi questa figura dell'architetto che interviene nella società. Aldo Rossi forse ha un approccio più malinconico, però questo bellissimo regalo a Venezia, che è il Teatro del Mondo, che è questa costruzione galleggiante che mi dicono esiste ancora e si potrebbe ancora rimontare, che è una Venezia che può essere portata ovunque nel mondo. E niente, io chiudo qua il mio intervento, che non voleva essere né di critica non aveva nessun intento di voler dimostrare qualcosa, era solo un mio tentativo di viaggio nella memoria, e per riuscire a capire, se noi proponiamo a qualcun altro di farlo, cosa può trovare.